Innanzitutto è una grande perdita di tempo, è una proposta che non fa i conti con quello che sta succedendo in Italia. La sensazione che ho io è che hanno messo a giocare con l'autonomia differenziata tante realtà del nord, ma stanno accentrando tutti i flussi finanziari in maniera spaventosa. Hanno concentrato tutto in una sola stanza a Roma, il PNR, i fondi di coesione, la ZES unica meridionale, il fondo di perequazione infrastrutturale, e mentre al nord si gioca, ci si balocca con la finzione di autonomia differenziata, questi stanno concentrando a Roma tutte le risorse finanziarie. Poi non ho capito qual è il risultato della ipotesi Calderoli, cioè dove si vuole andare a parare, perché nella proposta Calderoli è detto all'inizio che l'autonomia differenziata deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, e dunque che cosa vogliamo fare? Insomma, qual è l'obiettivo? Veramente non si capisce. Se non dobbiamo toccare il bilancio dello Stato, qual è l'obiettivo a cui si punta? Allora, io credo che dobbiamo muoverci con spirito risorgimentale, come dico io, con il senso dell'unità nazionale e con sentimento di patria. Dobbiamo unire le forze sane del nord e del sud e dobbiamo capire che da solo non si salva nessuno.